A dare il primo colpo di piccone sarà il presidente del Veneto Luca Zaia. L'appuntamento lunedì 29 luglio alle 12:30. Ruspe finalmente in azione all'interno dell'area del Giustinianeo per abbattere la vecchia palazzina di pneumologia, sito individuato ormai da tempo dalla Regione per la nuova torre di pediatria, primo passo per la realizzazione dell'ospedale della mamma e del bambino. Polemiche subito soffocate in città, quelle sollevate da un gruppo di associazioni ambientaliste preoccupate per l'impatto dell'opera sul Parco delle Mura, che avevano chiesto manforte alla giunta comunale. L'amministrazione è sveglia, è molto sveglia, e tiene conto però di tutte le esigenze. In questo momento pediatria sta lavorando in delle condizioni secondo me inaccettabili per una città civile, quindi è un'urgenza assoluta quella di dare una risposta al bisogno sanitario dei bambini della città. C'è un'esigenza di tutela dell'ambiente urbano, ma c'è anche un'esigenza di dare un servizio all'altezza di quello che ciascuno di noi vorrebbe per se stesso e per i propri figli soprattutto. Insomma, i bambini e la loro salute non si toccano, soprattutto se un ospedale d'eccellenza come quello di Padova è costretto a operare in strutture fatiscenti. I 61 milioni di euro necessari per la nuova pediatria la Regione li ha messi sul tavolo. Dopo la prima picconata, tutti aspettano la posa della prima pietra.